Il momento più caldo della 3 giorni di contestazioni al matrimonio faraonico di Jeff Bezos a Venezia sarà probabilmente, se il programma di festeggiamenti resta quello, il 28 giugno alla Misericordia, stretto tra 3 rii non particolarmente larghi e giudicato il luogo logisticamente più efficace per una manifestazione di dissenso. A Rialto centinaia di persone hanno partecipato ad un'assemblea pubblica sul tema. Quello che vogliamo fare è effettivamente bloccare, impedire l'accesso a Bezos alla Chiesa della Misericordia, dove andrà l'ultimo giorno del suo matrimonio, perché non possiamo accettare che l'intera città venga completamente svenduta e privatizzata. Se con l'esposizione dello striscione dal campanile di San Giorgio, proprio di fronte a Piazza San Marco, il comitato No Space for Bezos ha centrato un atto mediatico in grado di fare il giro del mondo, ora lo scopo è comunicare i motivi di una protesta che non è contro uno dei tanti matrimoni che si celebrano a Venezia. A noi dà fastidio l'uso della nostra città come se fosse un fondale di cartapesta. 5 yacht ormeggiati da Riva degli Schiavoni, Punta della Dogana, Zattere, San Basilio, Marittima, cioè occupa tutto lo skyline della città. E poi le location, ha preso 4 alberghi, 5, non si capisce, tutti i taxi della cooperativa dei taxi, poi si prende San Giorgio, si prende Madonna dell'Orto, c'è l'after party al Lido e poi va alla Misericordia. Questo modello dell'economia dell'evento è solo un modello che, come dire, aumenta la turistificazione della città e non aiuta a riconoscere le nostre professionalità. Avremo bisogno di ben altro, avremo bisogno di paghe migliori e avremo bisogno di essere correttamente contrattualizzati. Al centro della protesta c'è quindi da un lato lo sfruttamento, si dice, di una città degradata a fondale in affitto per i cosiddetti grandi eventi, dall'altro il modello economico e ultimamente anche politico che il secondo uomo più ricco del mondo rappresenta anche a Venezia. Noi non siamo qui a mangiare le briciole che ci lascia questa persona che tra l'altro si è arricchita sulla nostra povertà. Noi abbiamo una dignità e la nostra dignità è fatta di case sicure, di lavori sicuri, tutte cose che o Brugnaro o Bezos non ci stanno dando. Ci mobiliteremo, continueremo a farlo anche dopo per difendere sempre questa città, il lavoro, la sanità e tutto ciò che serve per vivere dignitosamente. Perché adesso non si può vivere dignitosamente. Ce lo rendono molto difficile.